All'esordio casalingo in Serie B dopo 42 anni, il Treviso fa tremare a lungo la Salernitana, ma nel primo tempo sbaglia troppo in fase conclusiva, anche un calcio di rigore, e deve accontentarsi di un punto. Ospiti in vantaggio dopo appena 4 minuti, con una punizione ad effetto di Breda che inganna Ramon. 3 minuti più tardi, Artistico sfiora il raddoppio, concludendo di poco sopra la traversa. La reazione biancoceleste è immediata, Clementi si libera di Cudini e tira, Balli mette in angolo. Allora ci prova Pasa da fermo, fuori di un niente. Il Treviso insiste, angolo di De Poli, Balli esce a vuoto, testa di Bonavina a fil di palo. 24esimo, Galeotto, forse spinto da Tergo, ferma il pallone con un braccio. Tra le proteste degli ospiti, il signor Lana di Torino indica il dischetto del rigore. Lo specialista, Fiorio, centra in pieno il palo. La Salernitana si fa viva con Tedesco, il tiro è piuttosto fiacco, ma Ramon, sofferente per un colpo ricevuto in precedenza, smanaccia maldestramente e Bellotto lo cambia con Falcioni. Per Fiorio non è proprio giornata, solo in area ospite spara addosso al portiere salernitano. Il pareggio del Treviso arriva comunque al 42esimo, sul lancio di Bonavina Balli esce a vuoto, palla a Clementi che insacca con la complicità di Cudini. L'ultimo brivido in chiusura di partita, la conclusione è di Greco, entrato nella ripresa al posto di Artistico. Falcioni si salva in angolo con l'aiuto del palo. Una moviola di Treviso Salernitana ieri, non ne ho più altro. Cercava il riscatto il neopromosso Treviso dopo il traballante debutto a Cagliari e l'ha ottenuto a metà contro la quotata Salernitana davanti al suo pubblico. Erano trascorsi 42 anni, 3 mesi e 2 giorni dall'ultima partita giocata in casa dai biancocelesti nella serie cadetta. Bellotto propone la stessa formazione vista contro il Cagliari e anche Rossi non cambia la squadra che ha messo KO il Verona. Inizio partita scoppiettante, parte il Treviso che si procura un calcio di punizione, batte Pasa, specialista nei calci piazzati, Balli para. Arriva subito dopo, al terzo minuto, il gol della Salernitana, sempre su punizione. Calcia Breda, trevigiano cresciuto nei campi di provincia. Ramon inspiegabilmente rimane fermo mentre la palla si insacca. Grande festa ovviamente per i molti tifosi granata presenti a Monigo. Reagisce il Treviso con Fiorio, ma il tiro di Clementi finisce a lato della porta. Cambio di fronte ed è Artistico per i granata ad impensierire la difesa. Il suo tiro finisce sopra la traversa. Ci riprova il Treviso all'11esimo con Clementi che si libera bene. Il tiro viene mandato fuori da Balli. Sul calcio d'angolo seguente Bonavina di testa manda fuori. Altro calcio piazzato per la Salernitana al 18esimo. Batte Breda, respinge Bonavina. Il tiro di Tosto finisce fuori. Risponde il Treviso ancora con Pasa su punizione. Bonavina in corna ma Balli si oppone ancora una volta. I biancazzurri vanno vicinissimi al gol al 23esimo. Boscolo sulla sinistra serve Fiorio, Balli manda in angolo. La possibile rete del pareggio potrebbe nascere proprio sugli sviluppi di quest'ultimo. C'è un fallo di mano di Galeotto in aria e l'arbitro non ha dubbi a decretare il penalty. Fiorio calcia forte ma il pallone centra in pieno il palo. È timida l'offensiva della Salernitana. Dopo una mischia in area c'è questo tiro di Di Vaio che Ramon manda in angolo. Il Treviso insiste, Fiorio di nuovo a tu per tu con il portiere, altra occasione sfumata, ma il gol è nell'aria. È il 41esimo e anche in questo caso è complice il portiere salernitano Balli, a cui sfugge un pallone, rovesciata di Clementi e la palla lentamente si insacca dopo aver toccato Cudini. Secondo tempo decisamente sottotono, fatta eccezione per un episodio da Moviola al 6° minuto. Tedesco in area si destreggia tra la difesa biancoceleste e finisce a terra, ma per l'arbitro, il signor Lana di Torino, non è calcio di rigore. La partita si conclude sull'1-1. Bellotto, un punto sta veramente stretto a questo Treviso? Ma sta stretto sì, per come si era messa la partita, eravamo subito andati sotto di un gol, era difficile, sono stati bravissimi i ragazzi a crederci, però 5-6 palle gol bisogna concretizzarle perché sennò la differenza nella categoria la fai così. Noi nelle ultime partite abbiamo subito 2-3 tiri in porta e abbiamo perso le partite. E i 5 palle gol bisogna dire bravi i giocatori, però bisogna farle. 2 gol bisogna farli.